Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E adesso lo sport. Un punto di partenza è, soprattutto, la prestazione che il tecnico Fontana pretendeva al cospetto di una squadra attrezzata come il Matera. Il Cosenza riparte, dopo i 2 passi falsi, dalla prova convincente del 21 settembre. 90 minuti ben giocati dall'11 riveduto e corretto, che ha potuto contare sulla prestanza fisica e sulla personalità di Castrio Dermacu, sulla brillantezza di Palmiero e Tutino, preferiti all'Oviso, e Statella ancora non al meglio della condizione. Rossoblu attenti a non lasciare spazi ai padroni di casa, ma autoritari e capaci di impostare trame pericolose, non finalizzate al meglio. Una gara positiva e propositiva che avrebbe potuto avere un esito ancora più favorevole per i lupi se Tutino nel finale del primo tempo e soprattutto Mungo all'alba della ripresa avessero concretizzato le 2 occasioni migliori dell'incontro. Del resto, anche in questo caso, tornano utili le parole del tecnico che in conferenza stampa prima della gara aveva evidenziato qualche pecca nella finalizzazione delle giocate. Un difetto da correggere, forse l'ultimo, prima di vedere all'opera il miglior Cosenza. Serviva più cattiveria e determinazione per riuscire a portare a casa questa partita con il punteggio pieno, però sono soddisfatto di come hanno fatto, perché venire a Matera e non subire neanche un tiro in porta mi sembra che la dice lunga su quella che è stata anche la condotta e l'interpretazione della gara. Parte meriterebbe quanto avvenuto sugli spalti. Nelle prossime ore verranno determinate le sanzioni da applicare come conseguenza degli scontri tra tifosi. Inutile avventurarsi e perdersi nella miriade di ipotesi e studiare i precedenti. Comunque vada, sarà una sconfitta per tutti. Ecco l'intervento di Franco su Catania, che ha determinato l'espulsione del centrocampista del Rende, condizionando la gara con il Siracusa. Un tackle più appariscente che cattivo, punito con il rosso. Prima e dopo, una gara che il Rende ha interpretato al meglio soltanto in alcune fasi, costruendo alcune buone occasioni, ma soffrendo a tratti la pressione dei siciliani, in gol nella ripresa con Mancini. Abbiamo avuto alcune situazioni importanti, un gol annullato che adesso non so bene fuori gioco se c'era o meno, però è inevitabile che giocare per un'ora, oltre un'ora in 10 ti condiziona, si fa grande fatica, poi a metà secondo tempo Ricciardo ha avuto un problema, non avevo più attaccanti in panchina, in una certa maniera ho dovuto adattare, inventare qualcosettina, per cui si è complicato un po' tutto. Botta e risposta tra Paganese e Regina, con i gol e i colpi di scena, partita giocata a viso aperto e sbloccata dalla bella rete di Cesaretti al secondo centro contro una calabrese. Amaranto brillanti, come al solito, ma talvolta poco concentrati. Dopo il gol di Sciamanna, anche lui secondo sigillo, i padroni di casa hanno avuto la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso, evitato da Cucchietti, bravo a neutralizzare il rigore battuto da Scarpa. Con l'espulsione di Picone e la superiorità numerica, la Regina avrebbe potuto tentare di vincere, ma non ha saputo organizzarsi con ordine, rischiando addirittura il tracollo. Contento del punto, ormai la partita è finita e quindi quello che è arrivato ci prendiamo. Sì, il pareggio è giusto, sostanzialmente è un pareggio giusto. Il secondo tempo forse abbiamo avuto più noi il dominio del gioco, e il primo non siamo riusciti nella fase di non possesso palla a avere il comando del gioco, e quindi eravamo lunghi tra le parti, eravamo sempre in ritardo e questo ci ha condizionato molto. Ma gli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo, indipendentemente dall'uomo in più, che comunque poi c'è stato, abbiamo avuto noi il dominio del gioco. Senza reti Catanzaro vive Stabia, ed è già una buona notizia per Alessandro Erra, almeno per quanto riguarda la fase difensiva. La voglia di vincere ai giallorossi si è arenata davanti alla solidità della squadra guidata da Caserta. Da rivedere in casa Catanzaro centrocampo e attacco, dove equilibrio e intesa sono ancora un obiettivo sul quale lavorare. Siamo presentati 3 volte davanti al portiere, non abbiamo concretizzato. E poi loro si sono schiacciati un po' dietro, ci hanno tolto un po' le fonti di gioco e non siamo stati fluidi come il primo tempo, e quindi siamo stati meno pericolosi. Non l'attribuirei a un discorso fisico, perché poi la squadra negli ultimi minuti ha ricercato di metterci tutto quello che aveva per cercare di portarla in porto, ma non ci è riuscita, perché poi abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene.